Buonasera, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tenta di strangolare la figlia di 5 mesi a Catania, provvidenziale l'intervento dei carabinieri che riescono a fermare la donna. In Sicilia in arrivo venti di burrasca, forti piogge e mareggiate, allerta rossa sulla fascia ionica, scuole chiuse a Catania e in mezza Sicilia. Giù le mani dall'oratorio a Palermo, ancora reazioni dopo il caso della parrocchia condannata a risarcire i vicini per gli schiamazzi dei bimbi. Dopo l'arcidiocesi interviene anche il comune, il sindaco La Galla lancia una colletta e mette i primi 1.000 euro. Famiglie nel bosco anche in Sicilia. Negli anni piccole comunità hanno sperimentato una vita lontano dalla modernità. A TG Sicilia il racconto di Gabriele, cresciuto in mezzo alla natura. Disinnescato in una cava di Bronte, un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale è rinvenuto in un terreno privato a Bronte. Calcio in Serie C, il Siracusa perde in casa contro il Cerignola, poker del Trapani al provinciale contro il Sorrento. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con una notizia che arriva da Catania. Una donna tenta di strangolare la figlia di 5 mesi, è stata bloccata dai carabinieri in evidente stato di agitazione. La madre avrebbe tentato di soffocare la figlioletta di appena 5 mesi utilizzando un cuscino, ma è stata bloccata dai carabinieri allertati da una chiamata al 112. I militari hanno sfondato la porta della stanza dove la donna si era chiusa a chiave e l'hanno fermata. La piccola sta bene, mentre la madre, una straniera, è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, dove i medici stanno valutando il suo stato di salute e le sue condizioni psicologiche. Non è escluso che possa essere sottoposta a un trattamento sanitario operatorio. E adesso il meteo in Sicilia arriva, l'ondata di maltempo ampiamente annunciata in questi giorni, venti di burrasca e forti piogge soprattutto sulla fascia ionica. Domani scuole chiuse a Catania, Messina, Agrigento, Ragusa e in mezza isola. Il servizio di Orazio Longo. Tutte le strutture presenti sul territorio sono state attivate, lo fa sapere la Regione in vista dell'ondata di maltempo che avrà, da previsioni, il suo picco nella Sicilia orientale tra questo lunedì e martedì, con allerta arancione della Protezione Civile e rossa per la fascia ionica del Messinese fino a Catania compresa. Gialla la Sicilia occidentale, il Dipartimento regionale ha invitato i sindaci ad attuare le misure previste dai piani comunali, sospesi congedi e permessi per il personale, attivate le organizzazioni di volontariato per l'assistenza alla popolazione. Il ciclone Harry è una perturbazione di origine extratropicale che porta a venti forti o di burrasca, precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità. Le aree a maggiore rischio sono quelle storicamente colpite da questi fenomeni, da Giarre, Mascale, Cirreale fino a Calatabbiano e ai paesi della provincia di Messina. Dal Messinese fino a Capopassero le onde potrebbero raggiungere anche i 7 metri d'altezza e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Nella zona di Taormina e Giardini Naxos i proprietari degli stabilimenti balneari hanno usato le ruspe per proteggere con dighe di sabbia le proprie attività. Interessando un campo molto vasto, ripeto, decine, centinaia di chilometri, potrebbe avere effetti notevoli perché è fortemente energetico. Il personale ANAS fa sapere che intensificherà la sorveglianza in particolare lungo le statali 113, 114 e 115, diverse le ordinanze di chiusura a scuole, tra cui Catania, Messina, Lipari e Agrigento. E dal litorale sud di Catania ad Acitrezza ci si prepara al peggio, il mare è l'osservato speciale, intanto i sindaci dei comuni della fascia ionica invitano alla prudenza. Tonino De Mana. Andiamo. San Giovanni Colermo, San Giovanni alla Punta, scappiamo. Sono preparati al peggio anche a lasciare le case che praticamente sono a ridosso del litorale. Gli abitanti di Campodimare a sud di Catania vivono ore di attesa e di angoscia in vista dell'eccezionale ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi nelle prossime ore sulla Sicilia ed in particolare sul versante orientale. E il mare l'osservato speciale, da qui le paure dei cittadini. Ho paura. Vedo che lei guarda il mare con un po' di timore. Di timore, sì, perché è sempre più vicino e l'abbiamo trovato anche qua al mare, quando ci sono state queste onde. Paura? No, perché non ci abito. Se la perdo, non ci posso fare niente. E metto un po' d'ansia. Lei abita qua, cosa intende fare qualora il mare dovesse essere veramente minaccioso e avvicinarsi così alle case? Prova a scappare.
già predisposta una fase di preallerta con il comune di Catania, lo stesso hanno fatto i sindaci della fascia costiera, che ha diramato un bollettino in cui si raccomanda prudenza alla popolazione, consigliando di limitare l'uso dell'auto e di evitare l'utilizzo di ciclomotori, di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi, di evitare sottopassi stradali e di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d'acqua. Dal litorale sud di Catania ad Acitrezza, dove per precauzione numerose barche sono state spostate e parcheggiate anche sulle strisce blu su disposizione del comune di Aci Castello. La prudenza, è il caso di dire, non è mai troppa. Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 14:54 in provincia di Messina. L'ipocentro è stato localizzato a 2 km a sud di Militello Rosmarino, nella zona dei Nebrodi, a una profondità di circa 8-9 km. La scossa è stata avvertita in diversi paesi nelle province di Messina e anche a Catania. Non si registrano danni a cose o alle persone. Un ragazzo di 15 anni, Walter Di Liberto, è morto questa mattina alla periferia di Gela in un incidente stradale in via Rapacis. Era in sella ad una moto da cross, avrebbe perso il controllo finendo per terra. La notte a Milazzo, intorno alle 4, 5 giovani sono rimasti feriti in un incidente autonomo con l'auto che si è ribaltata rimanendo in posizione verticale. I ragazzi hanno tra i 20 e i 23 anni. La più grave è stata trasferita all'ospedale di Messina. Adesso torniamo sul caso della parrocchia di Palermo, condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro perché i bambini hanno fatto rumore in oratorio. Il sindaco Lagalla propone una colletta per sostenere il risarcimento. Il servizio di Marco Gullà. Una colletta per la parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, condannata dal tribunale a risarcire 45.000 euro ai condomini per il disturbo arrecato dai bambini che giocano a pallone. A lanciare questa iniziativa per dare un supporto alla parrocchia è stato direttamente il sindaco Roberto Lagalla, che sui social ha lanciato una raccolta fondi personale. Gli oratori rappresentano da sempre un presidio educativo, sociale e umano di valore inestimabile, ha detto Lagalla. Il gioco non è solo rumore, è crescita, prevenzione del disagio, inclusione, relazione. Difendere il diritto alla quiete non può significare considerare il gioco dei bambini un problema. Parlerò già domani con il parroco, aprendo una ideale sottoscrizione che mi vedrà certamente impegnato come primo offerente di una quota di 1.000 euro. La vicenda si trascina da almeno 10 anni, in cui, secondo la sentenza, le perizie hanno dimostrato danni psicofisici subiti dai condomini e svalutazione degli appartamenti che si affacciano nell'atrio interno dell'oratorio. E le prescrizioni adesso sono molto severe, si può giocare soltanto con un pallone leggero come il Super Santos e soltanto con uno per volta. La pallacanestro è vietata perché i rimbalzi causano rumore, mentre i bambini non possono superare il numero massimo di 15 quando si allenano e 10 per le partite. Quanto agli orari, è tutto vietato prima delle 8 e dopo le 20, ma anche nel momento della siesta, dalle 13 alle 16. E restiamo a Palermo, da qui ve ne dovete andare, questa è la minaccia ricevuta da una famiglia regolarmente assegnataria di un alloggio popolare allo Zen, l'ennesimo fatto di violenza dopo i recenti colpi esplosi contro la chiesa San Filippo Neri. Il servizio. Il racket delle case popolari torna in primo piano nelle pagine di cronaca a Palermo. Stavolta è toccata a una famiglia minacciata dopo aver ottenuto un alloggio nel quartiere Zen ed essere da poco entrata nell'appartamento. Da qui ve ne dovete andare, le parole che sarebbero state pronunciate da due individui, seguite poi da un gesto inequivocabile, una pistola mostrata come ulteriore avvertimento. Un gesto che farebbe propendere gli inquirenti verso il malaffare piuttosto che pensare a una vendetta o a una questione privata. Perché la mafia con gli alloggi popolari ci fa affari occupandoli abusivamente dietro il corrispettivo di denaro. Sono circa 400 gli appartamenti abitati illegalmente, 23 le abitazioni assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari e dal Comune rispettando le liste per l'emergenza abitativa. Sull'episodio indaga la polizia che ha raccolto la denuncia del capofamiglia minacciato. Ma la questione è più ampia e riguarda anche i temi legati alla distribuzione dell'acqua e alla sicurezza allo Zen, dopo gli episodi di violenza che hanno visto nei giorni scorsi esplosi alcuni colpi di pistola nella chiesa di
di San Filippo Neri e una serie di intimidazioni ad attività commerciali negli ultimi mesi. Temi che sono sul tavolo della prefettura e delle forze dell'ordine. Adesso parliamo di un'altra famiglia, la famiglia nel bosco, è diventata nota, insomma, le cronache nazionali. C'è una famiglia del bosco, meglio delle piccole comunità che negli anni hanno sperimentato una vita lontano dalla modernità anche in Sicilia, una vita a stretto contatto con la natura, così come accade a Piazza Armerina in provincia di Enna. Gabriele è cresciuto proprio in questa comunità, ci ha raccontato attraverso il servizio di Lorena Dolci questo stile di vita. Prima non c'era nulla, hanno dovuto diciamo creare da zero la strada, portare il telefono. Tra sbalzi e scossoni, Gabriele Mautone, 25 anni, ci accompagna nella sua casa nel bosco, il luogo dove è cresciuto. A 12 chilometri da Piazza Armerina, una contrada lontano dalla tecnologia, nell'abbraccio di una piccola comunità fondata negli anni '80 dal papà Luigi. Io sono partito da Milano con una Vespa e ho fatto tutta l'Italia, Toscana, perché i miei non volevano che io andassi a vivere in campagna, cioè io studiavo alla Bocconi. All'inizio Luigi è solo, poi in un viaggio in India incontra la moglie Marcella. Io per 9 anni, 10 anni sono stato senza luce, però mi piaceva. Però eravate quelli alternativi, insomma. Alternativi come vita, però come valori, diciamo, i valori erano quelli, no? Amore incondizionato, relazione con gli altri, portare anche questi valori nelle scuole. La famiglia, a differenza di quella oggi al centro delle polemiche, mantiene sempre un rapporto con la società e il piccolo Gabriele frequenta le scuole del paese. Persino la Coca-Cola per me era una cosa fantascienza, infatti diciamo quando loro venivano qua loro giocavano con me, con i giochi che avevamo, quindi giochi anche fatti, costruiti da mio padre o giochi in legno, però principalmente la natura. Invece quando andavo in città comunque non mi dispiaceva. Nel tempo Luigi ha costruito con le sue mani questa casa più comoda e accogliente. Gabriele invece va a studiare a Milano e diventa osteopata. Dopo 5 anni la scelta di tornare. Il contatto con la natura mi è mancato da subito, tantissimo. Lì ero circondato da palazzi, strade e la vita milanese è frenetica, anche molto opprimente. Lei ci è riuscito a crescere un figlio qui? Sì, certo, ce l'abbiamo fatta. È stata una sfida, però è stato anche molto gratificante. Tanti amici sono andati via, ma lo spirito è rimasto e l'insegnamento di quel maestro indiano qui di casa di abbracciare quest'albero di gelsi. Ognuno si immagina poi la propria casa sull'albero, invece era direttamente l'albero la mia casa. E adesso andiamo a Bronte, dove è stata fatta brillare, anzi a Randazzo per la precisione, dove è stata fatta brillare una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il servizio di Tonino De Mano. 3, 2, 1, fuoco! Ecco le fasi conclusive e spettacolari con il brillamento dell'ordigno bellico nella Cava Mazza in territorio di Randazzo. Poco prima delle 14 si sono concluse le operazioni militari che hanno permesso di rimuovere, disinnescare e far saltare una bomba d'aereo da 250 libbre, 115 kg circa, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta a Bronte durante i lavori di scavo all'interno di un fondo privato in contrada San Nicola. L'intervento, svolto dagli artificieri dell'esercito italiano e condotto con l'ausilio di avanzati sistemi robotizzati, è stato coordinato dalla prefettura di Catania. Per garantire una maggiore sicurezza e limitare i disagi alla popolazione è stata realizzata una camera d'espansione, ossia una struttura di protezione che ha consentito di ridurre notevolmente l'area di evacuazione. 800 circa le persone costrette ad allontanarsi momentaneamente dalle abitazioni. Negli ultimi 3 mesi è la 4ª volta che i militari del 4° reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta sono intervenuti per una bonifica nel territorio siciliano. Nell'anno appena trascorso sono stati neutralizzati oltre 600 ordigni, di cui 4 bombe d'aereo. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, subito dopo al rientro lo sport.
Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro TG Sicilia, apriamo la pagina dello sport. In Serie B il Palermo vince in casa al Barbera contro Spezia per 1-0, il gol di Segre decide il match segnato al primo minuto. I rosanero continuano la scalata in classifica in Serie B, invece andiamo in Serie C dove registriamo la netta vittoria per 4-0 del Trapani sul Sorrento, i gol 2 nella ripresa e 2 nel primo tempo. Servizio di Franco Cammarasano. Un Trapani largamente rimaneggiato ma tutt'altro che demotivato contro il Sorrento, subito aggressivo, e al terzo si porta in vantaggio con Kirwan che intercetta di testa un cross di Benedetti. Al 17esimo però dalla curva degli ultra lancio di petardi in campo e cori contro il presidente Antonini, partita sospesa per 10 minuti. Al 27esimo la prima conclusione del Sorrento con Ricci, ma Galeotti è attento. Un paio di opportunità per il Trapani al 32esimo con Kirwan e al 37esimo con Stanchuk, entrambe neutralizzate da Del Sorbo. Al 40esimo e al 43esimo però il Sorrento potrebbe pareggiare, prima Motoc salva sulla linea, poi è Galeotti ad opporsi a Sabatani dopo un palo di Esposito. Al 49esimo il raddoppio del Trapani, punizione di Canotto dalla destra e testa vincente di Salinas. Nella ripresa Sorrento privo di idee e il Trapani ne approfitta. Al 14esimo assist di Stauchuk per Canotto che converge al centro e col destro fulmina Del Sorbo. Al 38esimo Stauchuk fissa il risultato sul 4-0 su un cross di Podrini. E sempre in Serie C è andata male al Siracusa che ha perso contro il Cerignola. Decide la gara un rigore di Cambiale nel finale. Il servizio. Secondo KO consecutivo per gli azzurri che perdono a De Simone contro l'Audace Cerignola nonostante una prova generosa. 1-0 per i pugliesi il risultato finale, col Siracusa che dopo le cessioni dei giorni scorsi e con gli uomini contati prova comunque a fare la sua partita costruendo molto ma pagando la scarsa precisione sotto porta ed una grave ingenuità di Sciapola nel finale. Dopo Monopoli dunque la squadra azzurra incassa un'altra battuta d'arresto e scivola di nuovo in zona play-out in attesa di altri rinforzi dal mercato. Parte meglio nel primo tempo il Siracusa che sfiora il vantaggio in almeno 3 occasioni ma trova sempre l'attenta risposta del portiere pugliese Iliev. Il Cerignola non punge facendosi vedere al 43esimo con Parlato ma Farroni risponde presente e si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa gli Aretusei aumentano la pressione, vanno vicinissimi al gol al 57esimo con Puzzone, il cui colpo di testa su assist di Paolo viene parato da Iliev. Al 62esimo per i Leoni il gol sembra cosa fatta ma il tiro a botta sicura di Limonelli viene respinto sulla linea da Todisco. Al 78esimo ecco l'episodio che non ti aspetti, Sciapola controlla male in aria commettendo un ingenuo fallo subitale e l'arbitro assegna il rigore che Gambale realizza. Il Siracusa prova a reagire con rabbia fino all'ultimo, sfiorando il pari con Frisenna, ma ancora una volta Iliev negare agli azzurri un pareggio che sarebbe stato anche stretto. Sconfitta meritata dunque ma bruciante e che peserà non poco in vista della penalizzazione in arrivo nei prossimi giorni. Ecco, questa notizia chiudiamo questa edizione di TG Sicilia, vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi ringraziamo per averci seguito.